segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le teleascoltatrici e a tutti i teleascoltatori. Buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia della Bocconi, che vedo già collegato con noi e che ringrazio. Come tutti i venerdì abbiamo questa mezz'ora, adesso scarsa per la verità, sono 25 minuti da questo momento, di conversazione su alcuni dei temi di attualità economica e politica. Grazie professore, innanzitutto buongiorno a te di nuovo. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, abbiamo due argomenti in carné, per così dire, nel nostro menù di oggi. Uno di politica economica interna, un altro in chiave più internazionale, ma sempre con un occhio all'economia reale, alle dinamiche dell'economia reale. Allora, il primo punto del quale volevamo parlare oggi, tenendo conto che la notizia del giorno è di carattere geopolitico più che strettamente economico, anche se ha dei risvolti economici non indifferenti, ovvero l'attacco di Israele all'Iran. Lì sullo sfondo c'è anche una questione che si agita dal 7 ottobre del 23, cioè dal pogrom, dal massacro di israeliani compiuto da Hamas. In sostanza Israele ha identificato un nemico ben preciso e il nemico non ha fatto niente per nascondersi dal mio punto di vista, professore, ovvero l'Iran. L'Iran attraverso gli Houthi, attraverso la stessa Hamas, è il vero nemico attuale di Israele. E gli altri stati arabi, il patto di Abramo li sintetizza un po' tutti, erano disposti ad aprire una stagione di pace, di commercio, e sullo sfondo c'è anche un mutamento geopolitico ed economico non di poco conto, cioè l'apertura di un possibile canale, detto la via del cotone, che dall'India attraverso il Medio Oriente pacificato arriva in Europa. Quindi ci sono risvolti molto importanti in questa guerra che dal 7 di ottobre del 23 l'Iran ha sostanzialmente dichiarato per l'ennesima volta contro Israele e Israele sta rispondendo da quell'epoca da quella data precisa con una serie di azioni. Ma in sintesi, credo, no? Non so come la vedi tu, professore, però lo scontro vero è Israele-Iran. Il vero attuale nemico di Israele è l'Iran. Gli altri stati, dal mio punto di vista, si sono disposti più o meno alla pace, no? E c'è questa possibilità sullo sfondo di aprire una nuova rotta commerciale, economica, geopolitica importantissima, la cosiddetta via del cotone. La partita non è di poco conto, no? E ha una serie di risvolti che non sono politici e geopolitici, ma anche economici. Però non è questo il tema di cui volevamo parlare oggi. Ti lascio un commento, se vuoi, subito velocissimo, perché questa è la notizia del giorno. Ma ne abbiamo altre due di questioni interessanti. Allora, che te ne pare, diciamo, di questo scenario? Tenendo conto che la guerra è sempre brutta, no? Questa è una cosa che va da sé, però insomma non ne puoi fare a meno. Nella storia dell'umanità è sempre stato così. E le guerre aprono anche nuovi scenari politici, economici, geopolitici e geoeconomici. Professore, che ne dici? La situazione parte da lontano, insomma. Israele dal momento della sua costituzione nel 1948 è stato oggetto di attacchi dalla guerra dei 6 giorni piuttosto che le altre, eccetera, e ha cercato di trovare delle soluzioni con i palestinesi che sono state poi rigettate da Arafat e anche da altri, insomma, no? In particolare c'è un odio profondo ancestrale che no, poi tra l'altro mi permetto di aggiungere a questo giustissimo quadro che tu stai facendo una cosa che mi è sfuggita, che non ho sottolineato prima, ma che ha un peso. In realtà l'Iran vuol dire la corrente sciita minoritaria del mondo islamico, no? Quindi il paradosso è questo, che la corrente sciita minoritaria nel mondo islamico è quella che in realtà vorrebbe lanciare un'OPA, per usare un linguaggio economico-finanziario, sull'intero mondo islamico, perché secondo loro i sunniti sono dei deviati, no? Ma sono la maggioranza, e sono la maggioranza di quelli che alla fine un accordo con Israele l'hanno voluto tutto sommato attraverso i famosi patti di Abramo, in primis l'Arabia Saudita. Quindi i minoritari sciiti vogliono in realtà eliminare Israele per poter poi ampliare il loro dominio su tutto il mondo islamico, sconfiggendo anche i maggioritari sciiti e dando quindi voce, dando corpo al programma di Maometto della Umma universale sciita.
Questo è il punto, perché c'è anche una grossa distinzione, una grossa lotta perenne, storicamente fondata tra sciiti e sunniti. Ora i sciiti sono minoritari, ma hanno un capofila non da poco, l'Iran, che tra l'altro, diceva l'agenzia atomica proprio in questi giorni, era lì per perfezionare la bomba atomica, molto poco rassicurante. Chiudo la parentesi, ti lascio la parola, non volevo interromperti, professore. La Umma fa molto il richiamo della Umma, no? Che in napoletano sta per magari tutta fosse un'altra solo quello, cosa. professore. Ecco, in realtà c'è anche una contrapposizione all'interno del governo di Israele, dove la minoranza ultra-ortodossa sostanzialmente rischia di far saltare il governo se si ritira. Quindi abbiamo di fatto uno scontro fra sciiti minoritari e ultra-ortodossi ebrei minoritari. E quindi anche questa situazione è per certi aspetti particolare. Io non vedo una soluzione, perché la posizione di odio è così profonda, così determinata e così visceralmente vissuta che non si riesce a capire se ci possa essere una soluzione, perché Guarda, la finalità di entrambi è eliminarsi. ecco, professore, io invece oso sperare una cosa, che se si riesce a sconfiggere il disegno iraniano, lì si possa aprire veramente uno spiraglio di pace nel Medio Oriente, perché alla fine la pace conviene a tutti, conviene a Israele che, come ricordavi tu, appena nasce nel 48 si vede arrivare una banda di eserciti dei paesi arabi circostanti per distruggerlo. OLP, Hamas e via dicendo hanno sempre avuto un solo obiettivo: distruggere Israele, non fare la pace, cancellare gli ebrei da quel pezzo di terra che è grande come l'Emilia Romagna, con 10 milioni di abitanti. Quindi, se si elimina il problema Iran, si apre forse lo spiraglio di pace. Certo, non è come dirlo, l'Iran non è un paesetto, però insomma quello è il punto chiave e forse si apre anche quella nuova rotta commerciale che a noi ci interessa, perché il futuro sta da quelle parti là. India, Medio Oriente, Europa è una rotta commerciale interessante, la famosa via del cotone. Ma credo che avremo modo di riparlarne, professore, perché sono scenari molto affascinanti e molto complessi, ma anche molto leggibili, se vogliamo. No? Le cose si possono leggere se si vuole e se c'è qualcuno che le racconta per come sono. Questo è un po' più difficile da farsi, ma noi cerchiamo nel nostro piccolo di farlo. Allora, zoomiamo all'indietro, anzi zoomiamo in avanti, non so come si fa, si zooma per arrivare in un punto preciso, più ristretto, più piccolo, cioè la penisola italica. Tra le cose che in questi giorni sono comparse sulla scena pubblica, nel pubblico dibattito, c'è l'annosa vicenda del taglio delle tasse. Professore, qua io e te forse possiamo metterci a ridere perché la sentiamo da quanti decenni questa storia qua. Da quando il paradosso è che nell'Italia post bellica le tasse si pagavano molto meno di quelle che si sono pagate poi negli anni a venire. Negli anni 80-90 abbiamo toccato e stiamo toccando sempre più vertici di tassazione inenarrabile, perché bisogna trovare sempre più risorse, non si sa più dove trovarle. Quindi io credo da cittadino che il taglio delle tasse sia una roba meravigliosa, giusta, fantastica e perfetta. Ne ha parlato ancora ed è un punto del centrodestra da sempre, no? Ci mettiamo un po' a ridere perché anche Berlusconi aveva detto taglio di qua, taglio di là, però alla fine non ha tagliato niente nessuno. Adesso Giorgia Meloni ci è tornata sopra e ha detto che il ceto medio ha bisogno di una sforbiciata delle tasse, dell'IRPEF. Ha parlato al congresso dei commercialisti, ha detto abbiamo avviato la riforma dell'IRPEF con la riduzione da 4 a 3 delle aliquote. L'intervento ha un effetto diretto sulle tasche di lavoratori e pensionati, ma non è finita qui. Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo concentrarci sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Tu lo hai detto tante volte, lo hai scritto e argomentato tante volte, no, professore? Il carico tributario pesa sul ceto medio. Dobbiamo rendere il sistema più equo, dobbiamo insomma ridurre le tasse. Si può fare oltre che oltre che un dovere morale, perché è giusto, perché se no non respiriamo più né cittadini né imprese. Si può fare, Allora, il professore? problema è che si può fare tutto se ci sono le condizioni per farlo, e quindi anche la giusta attenzione al ceto medio, che è la chiave portante di ogni società. Se crolla il ceto medio, crolla la società. Questo lo dicono 2000 anni di storia. E quindi l'attenzione al ceto medio è sicuramente importante.
l'attenzione alla riduzione delle imposte è un ulteriore elemento di rilievo. E il problema qual è? Che la coperta è sempre corta, per cui tu per poter allentare la pressione fiscale devi rinunciare a delle entrate, perché questo poi è il risultato. E oggi, avendo il problema di salire al 2-3%, quello che è del PIL per le spese per la difesa, più altre spese che stanno venendo fuori di questo genere, il rischio è che non ci siano le risorse significative, diciamo significative, no? Cioè, voglio dire, se la riduzione è di 500 euro all'anno, non è una riduzione che ci porta molto lontano, ci dice sì, abbiamo ridotto, però non è significativo questo, insomma, no? Anche perché il problema delle tasse e l'attenzione esclusiva delle tasse, che è giusta ed interessante, leva l'attenzione dal problema più grosso, che è quella della spesa pubblica. Allora, se io poi non riesco a drenare la spesa pubblica e mi ritrovo con un problema di... Allora, tu hai accennato allo scontro Iran e Israele, il primo risultato è stato un aumento dei prezzi del petrolio. Allora, se l'aumento del prezzo del petrolio poi si traduce in un aumento dei prezzi della benzina e in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica, tu hai un bel ridurre le tasse, perché poi i maggiori costi che sostieni per la vita normale diventano superiori alle riduzioni delle tasse, insomma, no? Per cui il vero problema io lo vedrei così, e cioè più che ridurre le tasse, che sono sempre quegli effetti un po' miracolistici, no? Che Berlusconi aveva cavalcato all'infinito. Io mi ricordo che in un'elezione elettorale a Piazza del Popolo lui dichiarò tutto, che avrebbe fatto tutto, dichiarò persino che avrebbe curato il tumore, no? Salvo poi morire lui stesso di tumore. Quindi questa è una situazione un po' paradossale. Quindi il problema vero, a mio parere, è quello di incidere sulla spesa pubblica. Allora, se prendiamo l'operazione di Trump, Trump fa una riduzione di imposte, ma è importante quella che fa Trump, non sono i due punti, e però è costretto ad abbattere la spesa pubblica, il debito pubblico, quindi cosa fa? Taglia a destra e a sinistra, interviene, fa il lavoro sporco che gli hanno lasciato i democratici, consapevoli che Trump avrebbe dovuto affrontare il problema, e per questo l'hanno facilitato ad andare a vincere le elezioni. Ecco, questa è un'argomentazione interessante. Ti fermo un attimo per chiarirla meglio. Cioè, tu stai dicendo, professore, che tutto sommato la situazione dei conti pubblici negli Stati Uniti, lasciamo perdere il debito privato, che credo sia a livelli monstre e record nel mondo, no? Sì. Negli Stati Uniti, però limitiamoci al bilancio pubblico. Il bilancio pubblico, ne abbiamo parlato in una precedente puntata degli Stati Uniti, è andato aggravandosi negli ultimi 20 anni in maniera clamorosa. Il debito pubblico è esploso, il deficit pubblico, cioè quanto spendo ogni anno in deficit, ha dei livelli che in Europa non sarebbero tollerati, no? Perché negli Stati Uniti abbiamo un deficit sul PIL del 7-8% o 10% a volte, cosa che da noi sarebbe impensabile, no? Quindi la finanza pubblica è molto in crisi negli Stati Uniti, il debito è esploso. E quindi tu dici, i democratici hanno detto se la gratti Trump questa bella rogna, secondo te, facilitandogli la... Sì, secondo me sì, perché quando tu a una competizione elettorale presenti due candidati incandidabili, perché Biden era chiaramente in una situazione di demenza senile, era in un altro mondo. L'hanno portata avanti sino a quando era talmente evidente che non potevano insistere su un fatto di cui loro erano perfettamente a conoscenza, e quindi gli hanno messo a fianco una persona inesistente come la Kamala Harris. Loro, avendo governato i 4 anni di Biden, durante i quali ricordo che gli interessi sul debito sono passati da 500 miliardi a 1100 miliardi, quindi con Biden gli interessi sul debito sono più che raddoppiati. Loro erano perfettamente consapevoli
del problema del deficit pubblico, del debito pubblico, che ricordo agli ascoltatori nel 2010 era 10.000 miliardi, adesso è 37.000, è quasi quadruplicato. Allora è evidente che c'è una dinamica del debito che cresce di più di quanto non crescano gli incassi, perché nei primi mesi dell'anno gli Stati Uniti hanno speso 4.200 miliardi e ne hanno incassati 3.100. Ecco, e qui scatta, Quindi è professore, chiaro. la seconda parte del nostro discorso, perché tu sulla base di questi dati hai detto qua siamo in una situazione negli Stati Uniti che ci ricorda, a qualcuno potrà sembrare un paragone azzardato, incredibile, strano, che ci ricorda la Germania di Weimar. E invece tu dici questo paragone sta in piedi e come, no? Sì, la Germania di Weimar si trova a un certo punto, allora, avendo perso, la Germania ha perso, gli Stati Uniti hanno vinto nella seconda guerra mondiale e nella prima la Germania ha perso e Mm. venne sostanzialmente tassata, no, contro il volere di Keynes di danni di guerra che avrebbe finito per ripagare nel 1963, Mm. dal 1919. Keynes scrisse, finita la guerra, dopo il Trattato di Versailles, il libro Conseguenze economiche su una pace cartaginese. Lui definì la pace con i tedeschi pace cartaginese. I tedeschi dovevano fare pagare il debito e non avevano soldi. E quindi che cosa fecero? Smisero di pagare il debito, quindi la Francia e l'Inghilterra occuparono il bacino della Ruhr subito e i tedeschi a questo punto fecero una stampa di moneta come fa gli Stati Uniti e hanno cominciato a stampare all'infinito. È ovvio che non potevano imporre il paper mark a altre potenze perché avevano perso la guerra e quindi finirono per avere un'inflazione che li distruggeva, la gente andava a comprare il pane con 4 miliardi e quindi gli stessi dipendenti pubblici venivano pagati ogni singolo giorno perché ogni singolo giorno il valore del marco cambiava. Che cosa è successo? Che questa situazione di dissesto ha creato le condizioni per l'ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933. Poi venne salvato da Hjalmar Schacht-Hjalmar in 5 anni creò Reich Hitler. Ora questa situazione gli Stati Uniti la stanno sperimentando e c'è un'altra cosa che voglio dire, e cioè che il vero problema della stampa di fiat money, cioè di moneta senza sottostante d'oro, cominciò nel 71, quando Nixon dichiarò lo sganciamento del dollaro dall'oro, no? E che cosa succede? Allora si poteva scambiare un'oncia d'oro per 36 dollari, 35 dollari. Oggi l'oncia d'oro vale 3.500 dollari, d'accordo? Che cosa successe nel 71? Siccome non erano più disponibili l'oro per stampare carta moneta, gli Stati Uniti dichiararono fine alla stampa della carta moneta e quindi volevo dire, adesso sono stato distratto, volevo dire che furono creati il petrodollaro per consentire una stampa di carta moneta all'infinito e adesso anche loro hanno un problema di dollaro che si sta sottovalutando, hanno un problema di debito che non si riesce a chiudere e quindi l'intervento di Trump è un intervento molto forte sui costi e contemporaneamente abbassa le entrate che però a loro volta aumentano i costi. C'è un aspetto che io leggevo in questi giorni e cioè che è stata lanciata una richiesta da parte di un senatore, Thomas Mossi, sul fare, peraltro indicata da Trump e da Elon Musk, di fare un audit sull'oro effettivamente contenuto a Fort Knox. Sì. Perché l'ultimo monitoraggio dell'oro contenuto a Fort Knox risale al 1973. Quindi che cosa succede? Che il dubbio di qualcuno sia ma allora quest'oro c'è o non Cioè c'è? quante Anche riserve perché auree abbiano gli Stati Uniti?
quante riserve auree abbiano effettivamente gli Stati Uniti. L'unico audit che è stato fatto nel 73, con un precedente, devo dire, di cui avevo parlato. Ecco, ma perché sarebbe importante questo audit oggi? Sarebbe veramente una mazzata, perché se non trovano l'oro, il problema è che è vero che è sganciato il dollaro dall'oro e quindi tu teoricamente dici vabbè, io non ho più oro, però tutto funziona sul dollaro, ma il dollaro in questo momento è attaccato dai BRICS e quindi rischia di essere, fra virgolette, svalutato. Allora, se si scoprisse che non c'è oro a sufficienza da Fort Knox, il problema riguarda anche noi, perché noi abbiamo 1100 quintali di oro presso i depositi del Fort Knox e dello stock della Fed, insomma, no? Cioè una parte di oro italiano è là. Allora uno potrebbe anche domandarsi, l'oro italiano c'è ancora? Ecco, noi dovremmo avere oppure se n'è volato via? 1061 tonnellate d'oro dovremmo avere noi, Italia, a Fort Knox. Sì, dovremmo avere. E tra l'altro non è una roba da poco, perché è il 43% circa delle riserve auree totali italiane. Perché la Banca d'Italia ha 1100 tonnellate d'oro a Roma, o avrebbe a questo punto, e 1061 a Fort Knox. Quindi diciamo più o meno la metà. Il precedente che turba e che non è stato molto chiarito sostanzialmente. Attenzione, poi se non sbaglio, professore, l'Italia in questo mercato dell'oro è in terza posizione, dopo Stati Uniti e Germania. Esatto. Ha la maggior riserva aurea del mondo. La Germania, che aveva trasferito, di fatto, essendo vicina alla Russia, all'impero sovietico, aveva trasferito l'oro negli Stati Uniti. L'unico a non trasferire l'oro fu De Gaulle, che disse io non gli metto neanche un grammo d'oro perché non mi fido. E che cosa è successo? Che la Merkel ha richiesto indietro una parte di quell'oro che era depositato presso Fort Knox, e i tedeschi hanno ricevuto una parte di quest'oro, in lingotti d'oro, che però sospettosamente loro hanno pensato come mai su questi lingotti non c'è il marchio Deutsche Bank, non sono marchiati, sono dei lingotti anonimi. In un primo tempo hanno pensato vabbè, ci avevano dato degli altri lingotti perché i nostri chissà dove erano, non li hanno trovati, eccetera. Poi a qualcuno è venuto un dubbio su effettivamente la consistenza di questi lingotti di oro e hanno scoperto che il peso del lingotto corrispondeva esattamente al peso specifico dell'oro, e si sono un attimo calmati. Poi a qualcuno è venuto il dubbio, ma andiamo bene a vedere questi lingotti. Gratta. Il gratta e vinci, hanno grattato e hanno perso, non hanno vinto. Perché cosa hanno visto? Che il peso specifico del lingotto era dettato dal tungsteno, il tungsteno, il peso specifico dell'oro, per cui hanno rifilato dei lingotti di tungsteno coperti d'oro. Ma te dicevi prima umma, quindi alla napoletana, il pacco, il contropacco e il contropaccotto. E il contropaccotto, quindi questa diventa il insomma, problema. Abbiamo dei magliari a Fort Knox, diciamo così. Aspettiamo perché allora, il fatto lo deve verificare Trump. Trump ha promesso l'audit, cioè la verifica la faremo. Sì, ma da questa verifica cos'è che può cambiare in soldoni? Perché sarà il caso di dirlo, in soldoni, perché abbiamo 2 minuti, professore. Allora, l'oro è un valore. Tu dicevi prima, scusami, e poi ti lascio la parola perché vorrei capire il concetto chiave, abbiamo pochissimo tempo. Allora, tu dicevi prima, sganciata la moneta dall'oro, no? Siamo entrati nell'epoca delle speculazioni e della finanza. Ok. E quindi diciamo è dal 71 che la moneta non ha più a che fare con l'oro. Perché l'oro è ancora importante e perché dobbiamo fare questa verifica dell'oro a Fort Knox? Perché il sistema di stampa di carta moneta all'infinito che ha dettato la finanza e la resa dominante nel mondo si fonda su un'idea del dollaro che è combattuto in questo momento dai BRICS. Ora, l'idea di non avere sufficiente quantità di oro
per dimostrare, può far cioè cadere l'oro in la questo fiducia caso nel dollaro. ti garantirebbe che il tuo debito, perché qui stiamo Mm. parlando di un debito di 37 Sì, mila ho miliardi, capito. no? Mm. Ecco, tu sei in grado di ripagare i 37 mila miliardi, quindi l'oro in questo caso rappresenta una garanzia al debito, no? Come se tu avessi tanti immobili che sono di garanzia al debito. Quindi il rischio che questa garanzia possa, fra virgolette, non essere quella che è, probabilmente avrebbe un effetto sicuramente politico, perché ci sarebbe la denuncia di Trump alle amministrazioni precedenti che eventualmente hanno, noi non sappiamo come andrà a finire, che eventualmente hanno, fra virgolette, abusato dell'uso dell'oro. E d'altro canto, quando nel 71 Nixon dichiara lo sganciamento del dollaro dall'oro, è che loro dovevano fare debito, stampare carta moneta, ma non avevano più oro per farlo, quindi hanno dovuto finire col Gold Exchange Standard e dire: signori, adesso l'oro non conta più, il dollaro non è legato all'oro e noi stampiamo all'infinito. Allora però questo è stato possibile per loro, a differenza della Germania di Weimar, perché la Germania di Weimar nel 1919 ha perso la guerra, gli Stati Uniti nel 1945 l'ha vinta, e quindi è chiaro che si è creata una posizione di potere che ha consentito di esercitare un dominio dal punto di vista politico, militare e finanziario. Allora, professore, noi dobbiamo salutarci qua, però mi interessa sta roba qua, la riprendiamo, quella dell'oro, no? Ma Perché cerchiamo di capire come funziona. cerchiamo di capirlo. Intanto ti giro così a livello puramente documentativo una domanda di Dario, non abbiamo il tempo per rispondere, però ci torniamo sopra anche su questa. Quando nel 2027, scrive Dario, dovremo cominciare, a proposito di debito, a restituire i soldi del PNRR più gli interessi, chi sarà il, virgolette, tecnico che ci troveremo al governo a tassarci ulteriormente? Grazie e buona giornata. Poi abbiamo un audio di 10 secondi, lo sentiamo prima di chiudere. Buongiorno Pietro, ma mi può spiegare perché il deposito d'oro invece di essere a Fort Knox non è qui a Roma o in Italia? Come mai in America? Grazie. Metà a Roma e metà in America, diciamo così, metà a Fort Knox. Abbiamo 5 secondi, riesci a rispondere, professore? Sì, l'abbiamo mandato perché l'Italia ha perso la guerra, È come molto la facile, Germania, molto e semplice. quindi, essendo vicino al patto di Varsavia, c'era il pericolo, che è sempre stato temuto da parte degli alleati, di un eventuale attacco all'Italia da parte del patto di Varsavia, e soprattutto l'Italia che ha perso la guerra, e quindi una parte dell'oro, la Germania è stata costretta a trasferire tutto il suo oro a Fort Knox. Noi ne abbiamo trasferito una parte, e Allora, questo professore, è stato un accordo fatto con lo Stato italiano e lo Stato americano. allora ci torniamo sopra anche sul debito PNR. Intanto un chilo d'oro oggi vale 95.000 euro. Piccolo quesito matematico, Pierino va a fare la spesa per conto della mamma. Un chilo d'oro, 95.000 euro, 1061 tonnellate d'oro che abbiamo a Fort Knox, quanto valgono? Ci salutiamo con questo bel quesito matematico, grazie al professor Fabrizio Pezzani e a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie mille. Grazie a tutti voi e buona giornata, arrivederci. Avete ascoltato